Buonasera, ben ritrovati con un nuovo appuntamento informativo di Tele Friuli. Apriamo subito con delle dichiarazioni importanti. La mafia ha ramificazioni anche in Friuli, Venezia e Giulia. Lo ha detto Nicola Morra, presidente uscente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche presenti all'estero, indicando dove esistono alcune criticità, soprattutto nella Venezia e Giulia. Sentiamo. Anche in Friuli Venezia Giulia c'è la mafia, lo ha fatto ben capire Nicola Morra, presidente uscente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, nel corso dell'incontro Legalità e Cambiamento, organizzato ieri a San Vito di Fagagna dall'Associazione Sostenitori Collaboratori e Testimoni di Giustizia. Partire dalla realtà portuale di Trieste per passare a tutti i traffici transfrontalieri, per ricordare ciò che attraverso il porto arriva ma parte anche, abbiamo seppur sommariamente indicato tante emergenze che dovrebbero interessare i friulani attenti e consapevoli. E lo stesso Mora a lanciare un messaggio chiaro ed allarmante. Purtroppo molti preferiscono rimanere come gli ignavi di Dante e quindi preferiscono non prendere posizione, però ne pagheranno care le conseguenze. All'incontro era presente anche Luigi Gaetti, presidente onorario dell'Associazione Sostenitori di Collaboratori e Testimoni di Giustizia. Ho capito l'importanza dei denuncianti, nella fattispecie dei collaboratori di giustizia, e quindi mi sono avvicinato a loro perché ho capito che senza il loro apporto le mafie non potranno essere mai, non dico vinte, ma quantomeno limitate, e quindi bisogna che la società tutta si faccia carico di aiutare queste categorie di persone. La politica, l'obiettivo prioritario è che le forze progressiste si presentino unite alle prossime elezioni amministrative, soprattutto sin dal primo turno. Così il segretario del PD di Udine, che parla il giorno dopo la riunione che si è svolta ieri sera ai Rizzi. Vincenzo Martinez conferma che il capogruppo Alessandro Venanzi ha dato la propria disponibilità a candidarsi, ma ci sono altre opportunità presenti sul tavolo. Lo stesso Martinez annuncia che non sarà lui il candidato a sindaco per la corsa al municipio di Udine, ma sta valutando altre possibilità. È uscito o no il nome di un candidato? L'assemblea di ieri sera è servita a chiarire insieme che le forze politiche di progressiste e riformiste della città stanno alle quelle che noi abbiamo chiamato precondizioni, cioè quelle di cercare un'ampia coalizione e di andare assieme già al primo turno. Questa era una cosa per noi indispensabile. Dopodiché, siccome Fontanini ha accelerato le cose perché si è candidato, abbiamo bisogno adesso di andare ai tavoli delle trattative con i nostri possibili alleati di coalizione a parlare di tutto e quindi anche dei nomi. Quindi il Partito Democratico ci va con la massima apertura possibile, sappiamo che si è fatto un nome che è quello del nostro capogruppo, lui si è reso disponibile a candidarsi e quindi con questo spirito noi affronteremo tutti gli incontri con le forze politiche, con De Toni, con quelli che saranno i candidati che magari potranno emergere nel dibattito che avremo in questi giorni, in queste settimane. E Vincenzo Martinez sta alla finestra, è a disposizione? Vincenzo Martinez fa il segretario cittadino, sta dando una mano, ho fatto 4 anni di opposizione molto buone insieme a delle persone molto valide, non sarò certamente candidato in città, poi vedremo se il mio partito mi darà altre occasioni. Ecco, e che cosa mi dice di questa frenata e riaccelerata di Fontanini rispetto alla sua candidatura? Prima dice non mi candido, poi di fatto dice mi candido. Ma io la leggo così, lui evidentemente dei dubbi ce l'ha. Questi dubbi sono che ha capito che fare il sindaco è una roba molto dura, ha capito che i suoi risultati non sono brillanti, lo hanno capito anche i suoi alleati, credo. Ricordata oggi nel centenario della sua nascita la figura di Mario Toros, tra i più longevi politici ad aver portato le istanze del Friuli in Parlamento. Lui questa mattina è stata intitolata tra l'altro la rotonda lungo Viale Tricesimo tra Udine e Tavagnacco. 100 anni fa nasceva un politico insomma di tutto spessore, Mario Toros, ci ha lasciato nel 2018. Il ricordo di questa persona? Io ho cominciato a fare politica
seguendo un corso di formazione di Mario Toros nella Missione Cristiana, e fin da subito abbiamo apprezzato l'amore che aveva per le giovani generazioni. C'era un uomo che aveva una visione e capiva che la società doveva andare avanti con le generazioni che erano nel tempo, e quindi investiva molto sui giovani, li responsabilizzava, perché fare politica vuol dire, sempre ha detto lui, studio, competenza, passione, ma bisogna avere dentro il fuoco dell'amore per il bene comune. Ci sono oggi politici così, molto difficile, perché purtroppo siamo in una società diversa, nella quale conta più l'apparire che l'essere. Era realmente autentico, era vero. E spesso portava a casa pensieri, preoccupazioni che gli derivavano dalla sua vita lavorativa. Ne faceva argomento di conversazione perché non c'era questa distinzione. Lui alla gente ci teneva per davvero e quindi era quasi ossessionato, in senso buono ovviamente, no? Dall'idea di mettersi al servizio degli altri. Era perfettamente consapevole che il suo ruolo lo imponeva, glielo consentiva. E quindi questo ha fatto e questo mi porto dietro, un bellissimo esempio. Un'auto risultata rubata si è schiantata ieri notte in via Nuova di Corva a Pordenone. Gli occupanti, ovvero i ladri, sono riusciti a scappare dalla polizia che li stava inseguendo dopo che avevano tentato un furto in un'abitazione. L'episodio potrebbe essere collegato con quello avvenuto soltanto qualche ora prima in viale Dante. Terminata contro il muro di cinta di una casa in via Nuova di Corva a Pordenone, la fuga di alcuni malviventi che ieri notte avevano tentato un furto in un'abitazione. Una Nissan risultata rubata è stata intercettata dalle volanti della questura, impegnate insieme ai colleghi della polizia stradale in attività di contrasto alle condotte di guida pericolose. Ne è nato un inseguimento, l'auto è imboccato contromano via Nuova di Corva e si è schiantata contro un muro. I malviventi sono riusciti a scappare a piedi, le ricerche sono tuttora in corso. L'episodio di ieri notte potrebbe essere collegato a quello di ieri pomeriggio, quando sempre a Pordenone un Alfa Romeo Giulietta era stata intercettata dalla polizia in via San Donà. All'interno 5 malviventi che poco prima avevano commesso un furto in un'abitazione, asportando una cassaforte. Ne è nato un rocambolesco inseguimento con la Giulietta che ha imboccato contromano viale Dante e si è schiantata contro 2 macchine. Mentre 4 malviventi sono riusciti a fuggire, un quinto, un cittadino albanese di 25 anni, è stato fermato dagli agenti. Addosso aveva ancora alcuni oggetti di valore contenuti nella cassaforte. Gli investigatori stanno cercando di capire se tra i 2 episodi ci sia una correlazione. Nell'auto che si è schiantata ieri notte in via Nuova di Corva potrebbero esserci stati i ladri che erano riusciti a scappare qualche ora prima dai poliziotti. Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a San Liberare di Sacile per un'auto che dopo aver perso aderenza con l'asfalto, anche probabilmente a causa dell'asfalto stesso reso viscido dalla pioggia, è finita nel fosso dopo aver abbattuto un palo. All'interno della BMW, come vedete in queste foto, c'erano 3 cittadini di nazionalità indiana, il conducente residente nel modenese, che miracolosamente sono rimasti illesi nonostante la macchina sia di fatto finita appunto in 1000 pezzi. Sul posto personale sanitario inviato dalla centrale Sores di Palmanova, una squadra dei Vigili del Fuoco e i carabinieri del radiomobile di Sacile per i rilievi di legge. Allarme nel primo pomeriggio di oggi a Moimaco per un incendio che ha distrutto un garage attiguo ad un'abitazione. Le fiamme sarebbero state causate da un guasto elettrico partito da un'auto, un'Audi, ricoverata all'interno della struttura. Il rogo alimentato dal vento è stato spento non senza difficoltà dai vigili del fuoco intervenuti tempestivamente. Ingenti danni alla struttura, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Cividale. In 500 sono partiti dal Friuli Venezia Giulia per l'udienza di oggi con Papa Francesco. In piazza San Pietro è stata poi la volta nel tardo pomeriggio dell'inaugurazione del presepe di Sutrio realizzato a mano da diversi artisti e artigiani carnici. Santità, noi da subito dalla carne alla parte montana del Friuli Venezia Giulia abbiamo portato il presepe. Vi accolgo un giorno in cui vengono presentati il presepe e l'albero di Natale collocati in piazza San Pietro, come pure il presepe allestito in quest'aula. Vi saluto tutti con affetto, a iniziare dal Vescovo del Trivento e parroco di Sutrio, in rappresentanza dell'Arcivescovo di Udine. Il governatore Federica ha appena incontrato il Papa e gli ha consegnato i doni del Friuli Venezia Giulia.
Sì, un onore ovviamente. Abbiamo consegnato oltretutto un merletto fatto dalla scuola di Gorizia, che oltretutto ha radici profonde e tradizioni profonde nel Friuli Venezia Giulia e nell'arte del Friuli Venezia Giulia. Ovviamente questo si abbina a quello che avverrà poi nel pomeriggio, cioè la consegna del presepe che verrà esposto in piazza San Pietro per tutto il periodo natalizio. Una grande emozione incontrare di nuovo il Santo Padre. Beh, sicuramente è un'emozione e anche, devo dire, una grande attenzione verso il territorio. Li ha citati nel suo intervento e anche i territori che hanno contribuito quest'anno ad addobbare piazza San Pietro. Inaugurato ieri sera con l'accensione dell'albero in piazza Vittoria il Natale Goriziano, una rassegna di eventi che si concluderà a fine mese. Il sindaco Ziberna ha parlato di iniziative volte ad aumentare le opportunità di aggregazione. 2, 1, 0! Assessore Luca Cagliari, un dicembre goriziano che si apre oggi con l'accensione dell'albero. Che mese sarà? Un mese importante di eventi e di ritrovo per tutta la comunità. Sì, assolutamente, sarà un mese ricco di appuntamenti, oltre 70. Nati da questa collaborazione tra il Comune di Gorizia, tutte le associazioni del territorio che ci teniamo sempre a ringraziare, la Camera di Commercio, la Regione, una forte collaborazione con i commercianti goriziani e Confcommercio e anche con il Comune di Nuova Gorizia, Zavod e Jack. Per scelta abbiamo cercato di aumentare il numero di opportunità di aggregazione e anche perché sempre per scelta abbiamo ritenuto di dover, coerentemente con le indicazioni date ai cittadini, diminuire invece le luminarie in città. Ci sarà la pista di ghiaccio, abbiamo da domani fino all'11 di dicembre le giostre a Gorizia per bimbi, ma anche, non credetemi, non solo per bimbi, abbiamo 3 giorni di bancarelle sabato, domenica e lunedì e appuntamenti, diversi appuntamenti al giorno, no stop, letteralmente no stop fino all'Epifania. Possiamo dire che Gorizia prende la rincorsa in questo dicembre per l'appuntamento del 2025? Sì, facciamo attenzione alle rincorse, perché se si prendono le rincorse da troppo lontano si arriva con il fiatone o con i muscoli spezzati. Diciamo che ci stiamo allenando, stiamo facendo un po' di stretching andando verso la capitale europea. Villa De Claricini cambia volto grazie ad un investimento pari a 5 milioni di euro, tutti i quali finanziati attraverso il PNRR. L'edificio storico di Moimacco sarà interessato da una serie di lavori. Si va dalla ridefinizione del parco secolare al recupero di 2 costruzioni ora in stato di abbandono. Abbiamo presentato un ambizioso progetto, la riqualificazione e rigenerazione dei parchi e giardini storici di Villa De Claricini, che è l'inizio di questo percorso. E con nostra fortuna abbiamo visto il progetto valutato in maniera veramente eccezionale, perché siamo risultati 10º a livello nazionale, primi in regione, come proposta progettuale per i parchi e giardini storici. Un supporto di 2 milioni di euro, quindi la progettazione e l'esecuzione di tutti questi lavori dovrà terminare il 31 di dicembre del 2024. Nel frattempo abbiamo anche altre idee per gli altri aspetti della nostra fondazione, quello di mettere a disposizione tutti i nostri edifici per la ricettività, per l'accoglienza dei turisti, per poter ospitare anche persone con disabilità, ma anche quello di essere presenti all'interno di un sistema multimediale dove le persone potranno assistere attraverso programmi immersivi o accompagnati lungo i percorsi della nostra struttura la conoscenza del nostro ambiente, che è una conoscenza non soltanto storica, ma è anche la conoscenza dell'ambiente, della sostenibilità dell'ambiente, le piante, i parchi, i giardini, far conoscere anche dal punto di vista didattico la nostra realtà per le scuole. E adesso ci colleghiamo con Daniele Paroni per un aggiornamento sulla maratona Teleton che è in corso a Udine. I numeri dei partecipanti sono da record, visto le oltre 500 presenze. Allora linea a Daniele che si trova in piazza Primo Maggio assieme a Martina Beraldo.
Grazie della linea, siamo in piazza Primo Maggio, qui c'è il cuore pulsante di Telethon 2022, il percorso insiste soprattutto qui ma poi si sposta nella zona di via Diaz. Sono con il presidente del comitato Marco De Ecker, 550 squadre, più di 13.000 partecipanti, presidente, e il tempo non aiuta ma qui la risposta è stata eccezionale. Un successo incredibile, non avremmo mai pensato che dopo 2 anni di interruzione la manifestazione potesse riprendere con questa energia. Temevamo che si fosse perso un po' di attaccamento, invece i friulani considerano questa manifestazione un must, devono essere presenti e abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché la lunghezza del percorso non consentiva un maggior numero di partecipanti. Già così c'è molta presenza, molta carica di energia e di gente. Senta Presidente, ma perché c'è stato questo sì importante a Telethon? Evidentemente la gente non aveva voglia di ritrovarsi, di ritornare a vivere insieme, a condividere momenti come questo. Presidente, grazie di cuore, la manifestazione è iniziata 4 ore fa, si va avanti per tutta la nottata, per buona parte della domenica. Col supporto tecnico di Martina Beraldo e veramente tutta la piazza Primo Maggio, a voi la linea. Grazie ovviamente a Daniele, continueremo a seguire domani la manifestazione. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per l'attenzione, una buona serata a tutti e un arrivederci alle prossime edizioni del notiziario di Telefriuli.